Palazzo Chigi pubblica i chiarimenti sulla fase 2, interpretazione ampia del termine congiunti, interrogativi su autocertificazioni e seconde case, le regole delle regioni. I dati della protezione civile, 192 morti in 24 ore, ma si aggiungono 282 decessi avvenuti ad aprile, in Piemonte quasi gli stessi nuovi contagi della Lombardia. Il grido d'allarme di Confcommercio, quest'anno consumi giù per 84 miliardi di euro, il presidente Sangalli, perdita insopportabile per economia e società, occorre agire subito. Il ministro Azzolina, tornare a scuola a settembre è un diritto, no a doppi turni, ma metà degli studenti in classe, metà collegato via web, così la socialità resta. Giallo su una fornitura di ventilatori polmonari cinesi arrivata in diversi paesi d'Europa. Sarebbe pericolosi, dicono alcuni medici inglesi, un modello diverso utilizzato anche in Italia.